Buongiorno a tutti. Partirei subito col bollettino. 3.128.571 tamponi, ne abbiamo fatti di molecolari 10.345 nelle ultime 24 ore. 1.561.228 rapidi, ne abbiamo fatti 12.461. Totale nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 22.806 tamponi. Scusate. Allora, i positivi sono 2.583 e sono l'11,32%. Il numero di positivi dall'inizio è 219.506. I positivi, come vi avevo detto, trovati nelle ultime 24 ore 2.583. Positivi in questo momento in Veneto sono 101.474. E poi abbiamo il dato dei ricoverati per Covid, è 3.276 e così distribuiti. 375 in terapia intensiva più 5, 2.901 nell'area non critica più 21. Considerate che è sempre il dato del lunedì questo, per cui è un dato che deve essere confermato in settimana. Totale dei morti 5.481 più 47. Dimessi 9.522. No, scusate, avevo perso. Una comunicazione che è relativa a un'ordinanza che ho firmato stamattina. Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica del virus Covid-19, ulteriori disposizioni. Si tratta della mutazione e quindi di quello che sta accadendo. Voi avete visto qual è la situazione, fra l'altro la Gran Bretagna che ha avuto restrizioni importanti, Gran Bretagna che ha già un mese di lockdown alle spalle, o giù di lì, adesso passatemi qualche errore, perché non è che conosco, ma comunque di restrizioni ne hanno fatte, si ritrovò a 35.000 casi al giorno di punto in bianco. Vedete la curva è una curva importante, nel senso che è una curva dove il picco di contagi è un picco assolutamente importante. Per una dimensione l'Italia in questo momento ha 20.000 casi al giorno. Cioè vuol dire 35.000, vuol dire più della metà in più del 50% in più. Anzi, molto di più del 50%, sono 15.000. Allora, io ieri ho sentito il ministro Speranza in più occasioni. C'è questa partita della mutazione inglese che preoccupa, della Gran Bretagna. Sapete che sono stati chiusi i voli, ma altri paesi li chiuderanno, li stanno chiudendo, li hanno chiusi, e quindi ho inteso fare questa ordinanza. Allora, misure relative ai soggetti che sono entrati o che entrano nel territorio veneto provenendo direttamente o indirettamente dal territorio della Gran Bretagna o dall'Irlanda. Direttamente vuol dire, scusatemi se lo dico, vuol dire partire dalla Gran Bretagna e arrivare qui. Io so che sto dicendo banalità, ma vedendo le lettere che arrivano mi rendo conto che vanno spiegate anche le banalità. Indirettamente vuol dire che se uno è transitato per la Gran Bretagna, magari da New York, scala a Londra e poi viene in
Veneto e indirettamente, o altri che fanno, ad esempio noi abbiamo un percorso di molti transiti dalla Gran Bretagna via Parigi, perché utilizzano la Frecce. Questo è un'ulteriore casistica. Allora, in attuazione dell'ordinanza del Ministro della Salute del 20/12/2020, le persone che si trovano nel territorio veneto e che nei 15 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito e in Irlanda del Nord, anche se asintomatiche, sono obbligate a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi mediante tampone presso l'aeroporto di arrivo o recandosi immediatamente presso i punti tampone allestiti dalle aziende ospedaliere. Quindi se arrivo qui e so che negli ultimi 15 giorni ho fatto capolino in Gran Bretagna o in Irlanda, devo fare il tampone. In caso di esito positivo del test, la struttura che accerta la positività richiede la sequenziazione del virus al competente laboratorio. Dopo sulle sequenziazioni vi dico un'altra roba. 3. I dipartimenti di prevenzione delle aziende ULSS verificano se sono stati rilevati casi di positività nei confronti di soggetti che hanno soggiornato nel mese precedente alla presenza dell'ordinanza, ai fini della sequenziazione del virus presso il competente laboratorio. Cosa vuol dire? Che noi abbiamo dei test catalogati come viaggiatori positivi che provenivano dalla Gran Bretagna o sono transitati dalla Gran Bretagna, quindi andiamo a prenderci quei campioni. Noi abbiamo messo via tutti i campioni e quindi dico con l'ordinanza, dico ai laboratori sequenziateli subito. Cioè Luca Zaia 20 giorni fa è tornato dalla Gran Bretagna, stranamente rientra nel caso di un positivo, a quel punto si va a prendere il tampone, diciamo il campione, ecco non mi veniva la parola, il campione che abbiamo in laboratorio refrigerato e si manda alla sequenziazione. 4. I soggetti che nel mese precedente alla presente ordinanza hanno soggiornato in Gran Bretagna e in Irlanda e che hanno effettuato test con esito positivo segnalano immediatamente tale esito ai dipartimenti di prevenzione. Ai fini della sequenza, cosa vuol dire? Che potremmo aver avuto positivi che non hanno dichiarato necessariamente 20 giorni fa o un mese fa che erano stati in Gran Bretagna, noi non li troviamo negli archivi come viaggiatori a Gran Bretagna, allora l'appello che facciamo è che se qualcuno è stato in Gran Bretagna nell'ultimo mese ed è risultato poi positivo, ci avvisi, perché ci servono diciamo, i campioni. I campioni ce li abbiamo, perché ce li abbiamo in laboratorio tutti positivi, ma dobbiamo sapere il nome e cognome, perché ci sono dei cittadini che sono risultati positivi, ma noi non avevamo contezza che provenissero dalla Gran Bretagna. Basta, poi ci sono un po' c'è un po' di premesse alla conclusione dell'ordinanza, quindi il vero tema è questo adesso. Adesso cerchiamo fondamentalmente di creare un ulteriore argine da un punto di vista epidemiologico con il piano di sanità pubblica. Abbiamo passato anche in unità di crisi questa mattina questa mia ordinanza, che peraltro ieri sera l'abbiamo scritta, ieri sera verso le 8, 8 e mezza era pronta. L'abbiamo perfezionata stamattina per alcuni aspetti, soprattutto di sequenziazione. Allora, intanto l'argine. Eventuali ingressi vanno intercettati. Ieri sera ho parlato peraltro anche con i due direttori generali delle due ULSS, sulle quali diciamo c'erano voli aerei, e un volo è stato tamponato stanotte dal dottor Dalben, l'unico volo che era in aria, per capirci. Un altro volo era già atterrato a Verona prima dell'ordinanza del ministro Speranza, e quindi siamo andati con la lista dei passeggeri a recuperare tutti i passeggeri. La situazione è una situazione complicata, che si aggiunge a una situazione nazionale, veneta e internazionale complicata. C'è questa mutazione che sembra sia stata intercettata forse 3 mesi fa ancora, non si è ben capito. Di certo è che possiamo dire, io ho letto tutto il documento dell'ACDC, che è diciamo, l'organo contro le malattie, soprattutto di governo di questi processi europeo, che ha sede a Stoccolma, e nel dispositivo, nella relazione di questa mattina, di queste ore, dice fondamentalmente che ci sono degli aspetti che noi non possiamo trascurare.
una mutazione che colpisce mediamente oggi la media dei pazienti intercettati, può voler dire tutto, può voler dire nulla. Anche qui capita spesso che noi diciamo delle cose qui e vengono fortemente strumentalizzate o artatamente strumentalizzate. Vi dico come stanno le robe, se poi non bisogna più dire neanche come stanno le robe, basta che ci capiamo. L'ECDC dice che l'età media dei pazienti ad oggi è di 41 anni, quindi ipotizza che si sia abbassata l'età, diciamo, del contagio per questa mutazione. Può voler dire tutto, può voler dire nulla, però è altrettanto vero che è un target di individui che il virus comunque colpiva con più difficoltà. Se è vero quello che si ipotizza, vuol dire che si mettono diciamo, più a rischio fasce d'età che fino ad ora, diciamo, non dico allegramente, ma comunque la guardia non l'avevano alzata proprio a livello di copertura totale, ma pensavano comunque di avere, diciamo, più buona fortuna rispetto all'incontro col virus. E c'è un andamento peraltro anche importante nelle curve, lo si vede. Se voi andate a vedere la curva inglese lo si vede proprio l'andamento, no? Prende l'andamento, a un certo punto c'è una sorta di risega, cioè va giù qualche giorno e poi è un picco praticamente di una verticale, cioè si ritrova uno spike, come si dice, in su, che dal punto di vista anche epidemiologico come si può dire, il tenore e la pressione di questo nuovo contagio. Perché la sequenziazione? Sequenziare cosa vuol dire? Vuol dire prendere il campione del positivo, quindi del tampone positivo, mandarlo in laboratorio e vedere il DNA, vedere la mappa genetica del virus per capire quali siano le mutazioni e per isolare, anche perché a questo punto a noi serve, stiamo facendo, fra l'altro vi annuncio che abbiamo già dato mandato ai diversi direttori generali di prendere, quindi alle microbiologie, di prendere diciamo, un campione random dei positivi e provare a farne delle sequenziazioni per vedere anche se nel recente passato dei nostri positivi ci sia già qualcuno che aveva questo virus. Allora, pensare che non ci sia, secondo me, è quasi da folli, visto e considerato le connessioni che il mondo ha. Cioè, insomma, se è arrivato dalla Cina a qui con quella velocità, immaginate in Europa con che velocità può avere, diciamo, corso questa mutazione. E quindi le sequenziazioni a noi servono per questo, cioè per riuscire a classificare e a capire a che punto siamo. Ecco, l'unico aspetto che ad oggi sembra confermato dalla letteratura che c'è in questo momento, domani magari può essere smentito, è quello che il test funziona. Perché giustamente c'è una mutazione, se la mutazione muta anche rispetto a quello che noi cerchiamo per identificarlo, vuol dire che non funziona più. Invece sembra che la famosa proteina N che si ricerca per dare il test positivo non sia stata oggetto di mutazione. Cioè diciamo che le chiavi di ingresso per entrare, e quindi il nostro test, sembra che la serratura sia sempre uguale, perché se muta anche l'elemento del test nel DNA, nella mappa genetica, finisce che vuol dire che si mette in dubbio anche tutta la diagnostica. Questo non è irrilevante come problema. Ad oggi viene confermato che i test funzionano anche su questa mutazione. Ad oggi. Sì, dei test, in generale, sì. Sì, non c'è distinzione. Sì. Noi fra l'altro, ecco, giustamente mi ricorda l'assessore, ma voi me lo ricordate sicuramente, ve lo ricordate, noi vi ricordate che a fine estate avevamo dato il mandato all'Istituto Zooprofilatico di fare tutta una serie di sequenziazioni. Probabilmente in questo basket, no? In questo cestino di tamponi random che stiamo sequenziando, magari abbiamo anche la fortuna di identificare qualcuno che è già mutato e quindi potremmo anche datarlo, no? E noi in via preventiva avevamo fatto questa scelta, era venuta anche la dottoressa Ricci qui, il nuovo direttore del zooprofilatico, a parlare di questo.
E questa è la situazione di giornata, insomma, ogni giorno ha la sua pena, oggi c'è questa. E considerate che la pressione ospedaliera è importante, c'è una ripresa del fine settimana, ma non è che, anche qui, spieghiamo ai cittadini, non è che il fine settimana uno va in piazza e la sera va in ospedale. C'è una ripresa di questo weekend, però dovremo valutare i dati nei prossimi giorni perché, come dicono anche dall'Istituto Superiore della Sanità, il bollettino del lunedì mattina sembra un bollettino che ha, tanto per dire, le dimissioni di domenica. È difficile che ci siano tante dimissioni, cioè le dimissioni di pazienti avvengono più durante la settimana. E quindi staremo a capire che evoluzione ci sarà anche rispetto a questo. Certo che l'appello ai cittadini è sempre quello di fare molta attenzione, di non abbassare la guardia, di evitare tassativamente gli assembramenti e di immaginarsi sempre come in quella situazione che vivevamo a marzo, che era di estrema preoccupazione e pericolosità. E usare la mascherina, igienizzazione delle mani, e basta. Vi ricordo che l'ordinanza della regione scade il giorno di fatto alle ore 24 del giorno 23. Ecco, questa ordinanza, per chi non l'avesse capito, prevede la chiusura dei confini comunali dalle ore 14 con tutta una serie di deroghe, tra le quali quelle più importanti, visto considerato che ci viene segnalato il fatto che non è assolutamente vero che questa ordinanza vieta di andare a trovare persone anziane o in difficoltà, al punto tale che addirittura si possono anche, vi ricordo che nell'ordinanza c'è scritto, si possono andare anche a prelevare i propri figli se sono presso un asilo nido piuttosto che presso i nonni per l'accudimento. E dall'altro l'attività fisica, vi ricordo, è possibile, lo è, all'aperto è possibile, in particolar modo in presenza di persone che portano disabilità o persone non autosufficienti. Lo dico perché molti hanno inteso che questa ordinanza non ha neanche deroghe, e questa ordinanza, vorrei ricordarlo, non c'entra nulla col giorno di Natale, perché il giorno di Natale è un decreto legge nazionale che non ha tutt'altro, diciamo, fonte giuridica, ma prevede tutta una serie di limitazioni e di attività che si possono fare. Prego, se avete domande. Tosatto, Bonet, Emiliano, Pederiva, Fois, Giacomo. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Lei dice che ogni giorno ha la sua pena, ma questa è una penitenza perpetua, mi pare di capire. E per quanto riguarda proprio la cosa di giornata, la sua ordinanza, lei ha fatto riferimento ai controlli che ci sono stati nei passeggeri dei voli a Venezia, a Verona. E a Venezia pare di capire che i passeggeri sono stati controllati al momento dello sbarco, no? Frato, diciamolo, perdona, passeggeri che fanno il test antigenico prima di salire a bordo, perché il vettore impone il test. Ciò non toglie che noi facciamo i nostri test, cioè non è che possiamo pensare che basta arrivare col certificato in una situazione come questa. Ecco, mentre quelli di Verona sono stati rintracciati a posteriori in base all'elenco. Li stanno rintracciando. Li stanno rintracciando. C'è già qualche notizia sull'esito dei test? No. Li stanno rintracciando. Questa ordinanza comunque dà anche l'obbligo civile del buon senso di segnalarsi, perché se qualcuno era in quel volo di ieri sera e non è stato contattato, invece di fare la lettera al direttore a dire che non funziona niente, ciappa il telefono e chiama la US, chiama qualcuno e gli dice, o si reca a un punto tamponi, si può recare al punto tamponi senza tanti certificati, va lì con la copia del biglietto aereo o di qualcosa che dimostri che è arrivato da Londra, dice io sono uno di quelli di Londra, e si fa il tampone senza tanti problemi. Non mi è chiaro quel passaggio, quello riguardante i campioni di laboratorio, mi pare il punto 3. Sì, nel senso che noi abbiamo da un lato, diciamo che abbiamo dei campioni di laboratorio positivi di soggetti che sono rientrati dalla Gran Bretagna, che sono quelli che nei test comuni che facevamo hanno dichiarato io ero in Gran Bretagna, fine. Era una dichiarazione fine a se stessa. Oggi ci torna utile perché nel nostro database troviamo alcuni positivi provenienti dalla Gran Bretagna. 2,
ci sono positivi che sono nel nostro database, che provenivano dalla Gran Bretagna, ma non ce l'hanno detto, non serviva che ce lo dicessero. Quindi l'appello qual è che fa con l'ordinanza? Se ci sono dei positivi che sanno che si sono positivizzati, e io auguro a tutti anche negativizzati nel frattempo, ma la loro, diciamo, erano stati in Gran Bretagna, ce lo segnalino, non serve più fare il tampone perché abbiamo il campione in laboratorio e con nome e cognome risaliamo al campione e lo mandiamo in sequenziazione. Ecco, ci sono, lei ha parlato più volte, ci diceva con il Ministro della Salute, e ci sono valutazioni, immagino di fonte britannica, circa la minore, maggiore, invariata pericolosità, lo chiamano Covid-2 mi pare adesso. Cioè, guarda, io non ti so dire, nel senso che il Ministro penso che abbia interpretato la preoccupazione di molti paesi europei che comunque chiudono, stanno chiudendo, nel senso che un'ulteriore ondata, ma guardate, per quanto possibile sia evitarla, perché dobbiamo anche cominciare a guardare in faccia la realtà e capire che ogni misura di sanità pubblica, lo dico per magari chi pensa che con un atto eroico si possa cancellare la storia, ogni misura di sanità pubblica può regimare, può contenere, ma fino a un certo punto, cioè la natura comunque avrà il suo corso. E quindi noi cerchiamo di, come si vede, di attutire il colpo in maniera tale da diluire il problema, perché se non facessimo niente il problema ci arriva tutto addosso. Però io immagino che il virus, se è vero che è da 3 mesi che c'erano in Gran Bretagna, figuratevi se non è già in Italia, in giro per l'Europa, dappertutto. Questa è una mutazione della quale, leggendo anche le carte del CDC, in questo momento si sa poco o nulla, nel senso che non si capisce se i sintomi siano più importanti rispetto al virus non mutato. Si sa da quei pochi pazienti che sono stati catalogati, considerate che ormai ce ne sono uno in Australia, cioè, quindi c'è il classico, ve la ricordate, a febbraio, piccoli puntini, a fine avevamo nelle cartine, avevamo solo dei bollini rossi in tutto il mondo. Questo è l'unica roba certa, che di quei pochi pazienti l'età media adesso sui 41, quindi sembra che gli under 60 possano essere, ma sono tutti condizionali, capite che dovremmo avere delle pubblicazioni serie per parlare di queste robe. Cioè, il documento che io ho letto è un documento per gli addetti ai lavori, cioè non è una roba, diciamo, diciamo, per divulgazione normale. Quindi questo, cioè, massima attenzione da parte dei cittadini. Un ultimo accenno che riguarda questa squallida vicenda che l'ha vista oggetto di minacce, intimidazioni, insulti di cui abbiamo scritto. Ora, c'è un profilo criminoso sul quale chi deve indagare indagherà, ma lasciando perdere appunto l'aspetto penale, l'aspetto criminoso di questa vicenda, lei legge in questo, non tanto negli autori di queste minacce, di queste intimidazioni, di queste aggressioni verbali, ma legge l'eco deformata di una reazione da parte dell'opinione pubblica che magari non si aspettava da lei dei provvedimenti restrittivi, che per qualche ragione al mondo pensava che il Veneto potesse essere immune da limitazioni a dispetto di quello che succedeva. Non so se ho articolato la domanda in modo... Guarda, mi risulta intanto che rispetto ai provvedimenti restrittivi, non solo in Italia, ma anche in giro per il mondo, ci siano proteste dappertutto. Cioè non sto neanche a ricordarvi cosa è accaduto in giro per le regioni italiane. Dopodiché, in tutta sincerità, i provvedimenti restrittivi che abbiamo adottato, ho l'impressione che spesso ci siano, diciamo, conclusioni affrettate senza assumere informazioni, cioè dal genitore che dice che gli abbiamo chiuso il figlio disabile in casa, che non è vero nulla, perché si può tranquillamente uscire, soprattutto nelle condizioni di disabilità e di non autosufficienza, a chi pensa che la chiusura delle case di riposo sia un atto di imperio da parte della regione. Non esiste nessun provvedimento che ha chiuso le case di riposo in questo momento. Sono scelte autonome della gestione di case di riposo. Ad altri temi, cioè, evito di dire chi dice che il virus non esiste, che è tutta una congiuntura e tutte queste robe qua. Cosa volete che vi dica?
io faccio il mio dovere, cioè quando sono a posto della mia coscienza per me è sufficiente. Grazie. Allora Bonet, poi Emiliano, poi Pederiva, poi Fois, poi Giacomuzzo. Allora, solo per essere più chiaro perché non ho capito bene, quindi il test di quelli di Venezia sono stati fatti, abbiamo gli esiti e non ci sono positivi. Gli esiti, io non ho visto il risultato, ma non mi hanno avvisato di positività. Verona si sta ricostruendo, giusto? Sì, okay. Perché purtroppo la notizia è arrivata, ma lo spieghiamo, perdonatemi, ma se dopo a casa si inventa che esiste un altro aeroporto fantasma messo in piedi dalla massoneria. No, lo dico perché ce ne leggo di tutti i colori. Allora, dicevo, il problema è che il provvedimento del ministro, quando me l'ha annunciato, erano forse le 6 di sera. Quindi ne abbiamo perso uno che era appena atterrato e abbiamo recuperato l'altro. Però non abbiamo problemi a recuperare i nomi. Okay. Poi appello al buon senso, al senso civico di presentarsi. C'è inutile che ci nascondiamo perché hai da fare la sciata di sci, non so, alpinismo dove non serve l'impianto di risalita, cioè fatti vivo che facciamo il test e via. Ok, in questo senso rispetto al vostro database, proprio perché avete già tutti i dati in qualche maniera registrati e catalogati, abbiamo un ordine di grandezza di quante persone sono rientrate negli ultimi mesi dalla Gran Bretagna che dovremmo testare o comunque verificare? No, perché dovremmo valutare tutti i voli e tutti i flussi che ci sono stati. Cioè, ci affidiamo all'ordinanza che dice ai cittadini, se siete, cioè anche qui è un fatto di senso civico, se dovessimo prendere nome per nome, rintracciarli negli ultimi mesi, sono migliaia di persone, voi immaginate quanti voli abbiamo. Cioè, vorrebbe dire che quando abbiamo finito il giro, è già arrivare ora ad andare in spiaggia. Cioè. Okay. L'ultima domanda, proprio con riferimento al fatto che i test, lei dice, al momento sembra che funzioni, che becchino anche questa mutazione. Sì, proprio scritto. Ok. Teoricamente, se il virus dovesse essere arrivato qui da noi, però allora vuol dire che qualcosa non ha funzionato a livello di test alle porte, perché se non ricordo male, negli aeroporti, nelle stazioni, già da tempo si fanno i test. Sì, quindi vuol dire che qualcuno è entrato... No, no. Ora, faccio il test e sono nella fase finestra. Se sono nei primi 5 giorni dal contagio, 9 volte su 10 il test è negativo. 5 giorni dicono, almeno. 2, sono passati più di 5 giorni ma non ho l'antigene, cioè non ho il virus in rinofaringe, cioè ce l'ho nei bronchi. Introvabile. Cioè, io continuo a dirlo. A volte leggo anche di lettere al direttore e poi dico, sì, mi ha fatto la radiografia, hanno capito. Sì, fanno apposta l'attacco perché cercano, visti i sintomi, cercano la polmonite bilaterale, perché non è detto che si trovi sempre il virus in rinofaringe. Tanto è vero che si fa il broncolavaggio per trovare il virus che è nei bronchi. Sta qua sembra fantascienza, però ragazzi funziona così. 4, considera che il virus viaggia con le persone, per cui noi facciamo i test all'aeroporto, però quello che scala a Parigi o quello che arriva in treno o arriva in auto ci sfugge. Mi aiuta a ricordare un attimo dove si fanno i test, perché negli aeroporti si fanno da tempo. Noi facciamo gli aeroporti. Le stazioni no, invece non si fa. No, però attenzione, l'ordinanza era chiara. Aeroporti lo davamo come servizio, scelta nostra. Era proprio un servizio di accesso rapido, tanto è vero che abbiamo ricevuto solo che lettere di encomio, perché effettivamente abbiamo la prenotazione, tutto si fa. E poi però nell'ordinanza, vi ricordo, noi avevamo scritto, anzi ho firmato un'ordinanza nella quale si diceva, se sai che vieni dall'estero, ti rechi in uno dei punti di accesso rapido, non è che uno era esente nel presentarsi. Per cui è probabile che ci siano anche delle positività che noi abbiamo rilevato, e ne abbiamo rilevate. Se volete domani vi facciamo portare la lista dei positivi tra i viaggiatori, no? Però la Gran Bretagna non era tra i testabili. Ecco, un altro aspetto che va ricordato. Avevamo Grecia, Malta, Spagna e Croazia. Quindi, fra l'altro, ecco Marco, la risposta è Grecia. E la Malta. Quindi la risposta secca sarebbe stata: non erano obbligatori i test. Però siccome noi abbiamo test che sono positivi, cioè dai viaggiatori, è possibile anche che qualcuno l'abbiamo intercettato, magari qualcuno che comunque si è voluto fare il test. E che sono quelli del punto primo dell'ordinanza che dice: se sei stato positivo e sei venuto
dalla Gran Bretagna e ce l'hai dichiarato, noi ti troviamo nelle liste. Quindi non erano obbligatori i test per coloro che provenivano dalla Gran Bretagna. Sì, ricostruendo mi sono ricordato questo. Prego. Emiliano. Sì, è durata il periodo estivo, è decaduta forse a ottobre, una roba del genere. Con la chiusura dei voli di fine ottobre. Gli ultimi bollettini sono di ottobre. Quindi, qual è stato il periodo in cui si sono testate le persone che rientravano? Va da settembre a ottobre. Da Ferragosto. Sì, sì. Da Ferragosto fino a o da? A ottobre. Da Ferragosto a ottobre. Sì, c'è stato proprio un provvedimento nazionale e poi un'ordinanza regionale delle regioni. Prigioni. Buongiorno Presidente. Non Buongiorno hai a una tutti. sedia. Sì, ma adesso è che... Perché volevo proprio chiedere... Qui sapete, se ci pensate, la zona gialla nasce, forse varrebbe la pena di ricordarlo, noi abbiamo fatto tutta la prima fase con i DPCM, dove, diciamo, dove non ci sono state regole, ma ci sono state indicazioni, perché poi ogni provvedimento che viene scelto a livello nazionale o regionale è comunque frutto di una segnalazione del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale o della prevenzione da parte nostra. Dopodiché per la seconda fase si è deciso di avere delle regole, no? Vi ricordate quando dicevano la roadmap? E la roadmap sono le 3 zone che hanno 3 scenari ad ognuna, con un prontuario, tutti dicono zona gialla, scenario 3, vai a guardarti le robe che devi fare. Questo è quello che è accaduto. Sono 21 parametri e gli scienziati che li hanno messi, se ne sono dimenticato uno di parametro, che è quello del senso civico, che è la grande variante. Se ci pensate, la grande variante, perché è la variante che fa la differenza, perché se tu puoi applicare i 21 parametri, ma se poi c'è chi non osserva le regole basilari, i 21 parametri se ne vanno in aria. Questo è quello che forse è il vero tema sul quale discutere. E Fois, poi Giacomuzzo. Io passo già a Giacomuzzo perché volevo proprio chiedere un bilancio su questa primo fine settimana di ordinanza, per cui sono a posto. Beh, insomma, voi siete le sentinelle del territorio, siete cronisti, avete più ritorni di me rispetto a questo. Ma allora, Presidente, l'impressione è che sia stata applicata un po' a macchia di leopardo, cioè alcuni comuni siano stati più sensibili di altri in alcuni casi. Non te lo so dire, guarda, no. L'ordinanza c'è stata, ha avuto secondo me delle deroghe che erano doverose rispetto ad alcuni aspetti, punto, dopodiché sentite, no? È scritta nero su bianco, fra l'altro le nostre ordinanze sono sempre scritte in maniera didascalica e semplice, se uno la vede addirittura hanno i titoli, che giuridicamente è una, come si può dire, è come bestemmiare in chiesa a fare un'ordinanza con i titoli, però la facciamo proprio che sia comprensibile a tutti. Giacomuzzo e poi Prigioni che si è prenotata ora. Volevo chiederle se aveva un'indicazione da dare ai veneti invece che sono ancora in Gran Bretagna, che stavano aspettando magari di prendere l'aereo tra ieri e oggi. C'è qualche prospettiva, qualche idea di cosa sta accadendo? No, buongiorno. C'è blocco per sanità pubblica, nel senso che non capisco le difficoltà di molti cittadini, di ragazzi che dovevano rientrare per il Natale, c'è autentiche tragedie anche. Però il blocco non l'abbiamo disposto noi, cioè a noi non compete il blocco degli arrivi, cioè, quindi il blocco aereo è stato deciso direttamente dal Ministero. Fra l'altro, notizia, voi forse siete più informati di me da questa mattina, non ho avuto il tempo di leggere l'agenzia, dovrebbero essere altri paesi che hanno provveduto alla chiusura dei voli. Perché ieri sera il ministro Speranza mi ha detto guarda si sta muovendo i colleghi. Ma hanno chiuso anche l'Eurotunnel per quello, non passano più neanche i treni. No? Poi con la Francia ha chiuso l'Eurotunnel. Sì, questo me l'aveva già annunciato ieri sera. Lì c'è molto scambio con l'Eurotunnel.
Per quanto riguarda invece il vaccino anti-Covid, oggi è la giornata in cui l'EMA dovrebbe dare via libera. Sì. Ci sono novità, aggiornamenti? Domani saremo qui con la dottoressa Russo, mercoledì scusate, e presenteremo il piano. Ok. E un'ultima precisazione che mi ha incuriosito, Presidente, mi scusi, mi è saltato all'occhio l'incidenza dei positivi. Lo so che lei diceva che è un dato, Cioè, ma io, guardate, rientra anche questa nel dato fatto, perché proprio giusto no, cosa volete che vi dica? Io vi do i dati come sono, dopo ognuno li valuterà. Cioè se vi dico una roba finisce che ho detto che va tutto bene, se ve ne dico un'altra che sono un catastrofista, ognuno li legga come vuole i dati. Non so più cosa dirvi, nel senso che non mi sembra logico che sia così. Io se c'è uno che vuole commentare questo dato, vado a vedermi la percentuale del dato nazionale che non è ricostruibile, perché non è ricostruibile perché mancano, c'è sempre il problema di quella tabella con i tamponi che non ci sono, e dopo faccio un confronto, oppure fatto una ricerca sui motori di ricerca con le percentuali, e forse c'è anche letteratura che spiega questo, io non ve lo so dire. Prego. Considerate che comunque è sempre un campione esposto alla contaminazione, a questo dei tamponi, Stiamo parlando di un campione indifferenziato. C'è il professor Baldo, fra l'altro lo dovremmo sentire all'Università di Padova, è stato incaricato per farne un test, diciamo, nella popolazione non esposta a contatti stretti con positivi. Quello sarà interessante come dato. Cioè, a Verona capire quanto nella popolazione che sta bene, che non ha contatti con i positivi acclarati, ha di incidenza il virus in percentuale, piuttosto che a Treviso o ad altri o nelle nostre comunità. Prigioni. Buongiorno Presidente, Non buongiorno hai a una tutti. sedia? Sì, ma adesso è che se no imballo la telecamera. Grazie. Presidente, a questo punto con la variante inglese, l'apertura della scuola si allontana, leggevo un commento anche mi pare di Ricciardi, si è parlato a livello di ministro di qualcosa in merito? Guardate, la mia posizione la conoscete, Sì, certo. no? Ma io la ripeto, così resta futura memoria. Io ho sempre detto che la valutazione dell'apertura del 7 deve essere fatta su base epidemiologica. Mai parole furono più vere, no? Ma dal governo c'è un orientamento in questa direzione? Oggi abbiamo un ulteriore incontro alle 4 per discutere il tema dei trasporti, che è strettamente legato al tema, quindi il carico del 75% o meno è strettamente legato al tema dell'apertura delle scuole, quindi della DAD, della didattica a distanza. E dopo bisognerà capire che situazione epidemiologica avremo il 7, perché sapete il 7 abbiamo sicuramente un periodo di restrizioni importanti, no? Arancioni e giallo, e rosso, scusate, arancioni e rosso, e dall'altro però abbiamo questa novità della mutazione. Capiremo giorno dopo giorno quanto pesante ed eventualmente pericolosa è questa mutazione. Però vi ricordate quando dicevano che il virus non muta? Io vi dicevo sempre, io non ho mai letto su nessun libro che i virus non mutano, perché all'inizio era blasfemia dire che c'erano le mutazioni, sembrava quasi non conoscere la virologia. Cioè, la verità è che i virus mutano, bene, male, poco, tanto, ma mutano. Si devono adeguare all'ambiente? No. È un essere vivente, intelligente, non si sceglie l'ospite. C'è una sorta di selezione, diciamo, no? Grazie. Prego. Altre domande? O possiamo oggi... C'era un dettaglio su sti passeggeri aerei. Sappiamo quanti fossero tra i due voli? Boh, non lo ricordo. Cioè, erano voli pieni comunque. Cioè, 300 per volo, una roba del genere. Quanti tengono? 130. Sì, quello più 120. grande. Sì. 120, 130. Avrei detto che teneva di più un aereo. Quelli grandi, sì, quelli lì non ci... Ah beh, comunque sono due voli, uno è intercettato, l'altro lo recupereremo. Certo è che non è che possiamo considerare che questi cittadini sono degli untori, cioè hanno semplicemente la necessità di avere... No, non vorrei che poi la gente gli evitasse. Cioè, ovviamente noi abbiamo chiesto che fino all'esito del tampone si mettono in isolamento fiduciario, cioè lo fanno, vanno a casa e aspettano l'esito. Se no, magari saranno loro che eviteranno noi, visto l'andamento. Cioè, questo è un tema proprio di senso civico. Cioè. Lei ha citato Palù stamattina ha detto che personalmente è contrario alla riapertura della scuola in presenza. Sì. Siamo in due, cioè, l'ho sempre detto.
Sapete, è diventata, purtroppo nella discussione nazionale è diventato un totem che va oltre la sanità pubblica, va oltre... Sembra che chi è contro, cioè non può diventare di destra o di sinistra aprire o chiudere la scuola, cioè, è un tema di salute pubblica. E non è vero che lo si fa per far pagare il conto ai ragazzi, ma figuratevi che i ragazzi hanno diritto ad andare a scuola in presenza, però la verità è che comunque rischiano di diventare dei grandi vettori. Però da qui al 7 gennaio accadrà di tutto, per cui possiamo attendere prima di prendere posizioni. Quella accadrà di tutto, suona minaccioso. No, ma figuratevi, giratevi indietro, guardate non 10 mesi, guardate un mese, guardate cosa è accaduto in un mese del coronavirus. Secondo voi staremo in una situazione di velocità di crociera per 20 giorni? Ma figuratevi, sarà un'evoluzione. Speriamo in positivo, in bene, però ci sarà. Grazie, buongiorno. E con questo arrivederci a tutti. Domani vi portiamo allora il dato sui turisti.